Dopo la mia seconda medaglia olimpica a Parigi come capitana della squadra nazionale di ritmica, ho terminato la mia carriera lunga 20 anni e diciamo che per la ritmica è un record. Ora mi sto reinventando sicuramente sulla base dello sport perché quella rimane la mia grande passione, però sono militare, sono in aeronautica militare e quindi questo mi dà un lascia passare per quello che poi è la costruzione dell'IFUTU e di quello che è un mio nuovo sogno da costruire. Alessia Maurelli è la capitana delle magiche farfalle, capaci di incantare e conquistare due meravigliose medaglie di bronzo alle ultime due Olimpiadi, e racconta i suoi sogni e la sua nuova vita. E la vittoria significativa è stata la medaglia olimpica, è il coronamento di ogni atleta. Già arrivare ad essere lì a un'Olimpiade è stata una grandissima emozione. Salire per 2 volte su un podio olimpico è indescrivibile. Ma in fondo, la ginnastica ritmica oggi le manca o no? Beh, diciamo che la ritmica è uno sport totalizzante. Dopo le 8 ore ogni giorno in palestra, passare da quello a il passatempo della palestra non è stato facile, però devo dire che quando smetti con come vuoi, quanto vuoi, con una bella medaglia olimpica, alla fine ti rimane meno amaro in bocca e sono felice così.